Dalle Brigate Rosse e dai loro covi, nessuna notizia fino alla sera di sabato 15 aprile, quando venne recapitato il comunicato 6. L'interrogatorio del prigioniero è terminato. Le sue responsabilità sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. In pochi minuti l'annuncio brigatista si diffonde per la città fino a Piazza del Gesù, dove i dirigenti democristiani si radunano in tutta fretta. Forse c'è ancora tempo per evitare il peggio, per arrivare a un'altra conclusione. Tutti parlano di iniziative umanitarie che possano sbloccare la situazione. Si pensa di chiamare in causa Amnesty International, ma il Partito Comunista ha fatto sapere ad Amnesty che Moro è un esponente politico vittima di un attacco criminale, non un perseguitato da parte di uno Stato totalitario e antidemocratico. Dunque, l'organizzazione non si intrometta. La Camera intanto approva la legge che introduce in Italia l'aborto volontario. Nel campionato di calcio continua la lotta tra Juventus e Torino, mentre alla Parigi-Roubaix, dopo 12 anni, è tornato a vincere un italiano, Francesco Moser. Fuori la vita sembra continuare normalmente, mentre Moro, chiuso nella sua stretta prigione, in dolorosa attesa, scrive struggenti lettere d'addio che non verranno mai recapitate. Mia carissima Agnese, so che tu sei tanto forte e brava, perciò ti posso parlare con coraggio, mentre vedo ogni momento di più cadere le speranze. Ti ho voluto e ti voglio tanto bene, dolcissima Agnesina, che ho concorso a tirar su con il tuo chilo e 800 grammi, dosando goccia a goccia con il cucchiaino il latte che non potevi succhiare. Eh sì, qualche volta ti sarei un po' irritata con me, ma sai bene che l'amore è stato continuo ed infinito e che ho cercato di seguirti e secondarti in ogni tuo desiderio. Gioisco nel ricordarti piccola sulla gamba del cuore con il tuo libricino di bimba. Ti amo tanto, Agnesina carissima, e ti ringrazio del tuo sorriso sempre così largo e della tua dolce carezza alla sera. Ah, una tua carissima lettera da Helsinki per me è a Bellamonte, nell'armadio della stanza matrimoniale in alto o forse nel taschino del mio pullover nero. Non la perdere, mi è cara. Mi rimane la convinzione che le due sostanze più profonde della vita di mio padre siano state l'intelligenza e l'amore. La capacità di guardare in profondità, di vedere, di comprendere. La capacità di amare e di corrispondere all'amore senza riserve.